Continuano le testimonianze verso l'informazione locale che con le nuove disposizioni del Mise saranno a breve cancellate per la grande maggioranza per via della vendita dell'etere dato in concessione ai grossi network e alle aziende telefoniche del 5G che ha fruttato allo Stato milioni di euro e strappate di mano alle TV locali che dalla sentenza del 76 erano loro stati assegnati e abilitati a trasmettere. Solo un piccolissimo numero di emittenti, le più grosse, potranno continuare a trasmettere sul digitale terrestre pagando un canone mensile variabile da 50.000 euro in su. Un'informazione insomma per ricchi e per pochi eletti che avranno così modo di controllare quello che succede nell'informazione locale, regionale e provinciale. Oggi ci arriva la solidarietà di Rosario Trafiletti, presidente della Federconsumatori. Ho sempre considerato molto positivamente il ruolo, la funzione delle televisioni territoriali. Sono molto importanti, vicini ai cittadini e a loro si dà una informazione e una comunicazione importante. Ecco perché contrasterò qualsiasi disegno di legge o qualsiasi tentativo di ridimensionarle. Anzi, mi batterò perché ci siano agevolazioni importanti perché possano non solo sopravvivere ma anche implementarsi. È una questione fondamentale anche per la democrazia. Nutrirsi, vestirsi, con un tetto curarsi e istruirsi, un'assistenza legale umanitaria, ricevere e dare corretta informazione.